Padroni, vice segretario generale dell'UGL Polizia di Stato. Una domanda mi sorge, insomma, spontanea, alla luce di quanto abbiamo ascoltato. Ma le persone che arrivano in Friuli Venezia Giulia sono da voi controllate, sì o no? Beh, raccontavo prima fuori onda, il problema è che diceva la Serracchiani, tutti quelli che arrivano qua vengono controllati, è vero, vengono controllati, ma vengono controllati nello stesso maniera in cui lei mi dice che si chiama Di Meo e io segno Di Meo quando è nato il 1° gennaio del 80. E il problema, esatto, il problema con le impronte digitali. No, con le impronte digitali ovviamente, ma da quel momento... Franco, mi chiamo Gigi. Eh sì, lei se guarda nascono tutti il 1° gennaio. Certo che quella sala partoriente del 1° gennaio è stato intasato. Allora, tutti gli stranieri 1° gennaio 80, 1° gennaio 93. Va bene, e questo fa. Il momento che vengono controllati da quel momento, ma da quando? Ma è vero che molti non vogliono nemmeno farsi No, perché lo sa benissimo, con questa Dublino, chi identifica poi se li tiene, quindi se arrivano in Austria ce li rimandano indietro. Okay? Quindi c'è anche questo problema, ma a me questo livello a me fa sorridere, da ieri purtroppo siamo vicini chiaramente a queste persone che sono decedute, ma ai familiari. Il problema è l'innalzamento della sicurezza, lei parlava di innalzamento di sicurezza, ha sentito parlare qualcuno di sicurezza? No, hanno parlato di siamo tutti francesi, siamo tutti con loro, nessuno ha parlato il ministro che poteva star zitto. Perché ci ha continuato a dire che arriveranno 700 militari a Roma, ha continuato a dire che abbiamo incrementato la sicurezza con 2.000 uomini, ma si è dimenticato di dire che al 31 dicembre ne vanno via 3.500. Allora, si è dimenticato di dire che non abbiamo i giubbotti antiproiettili. Con cosa hanno sparato ieri? Con le pistole ad acqua o con calasmico? Noi non abbiamo giubbetti antiproiettili, non ce ne abbiamo neanche i giubbetti antiproiettili. Quelli in dotazione che abbiamo dovuto restituire perché superati i 10 anni, quelli che ci danno non sono giubbetti antiproiettili, a quel tipo di pistole e di mitragliatori che usano. Il calasmico non abbiamo il giubbetto antiproiettile per quella cosa. Benissimo. Allora, mancano gli uomini, mancano gli strumenti, tecnologia, 7 miliardi in meno ai tagli alla sicurezza, alle forze dell'ordine. Quale sicurezza? Oggi sa cosa hanno fatto? Ho la fotografia, poi gliela manderò. Hanno messo 2 camionette davanti al Viminale, però davanti al Viminale, non davanti alla... Io ho chiesto su Facebook, chiudiamo il discorso giubileo, perché tanto se sono arrivati, qualcuno ha parlato anche di chiudere le frontiere. Lo sa perché non mi trova d'accordo, direttore, in questi 30 secondi che mi rimangono? Perché ormai questa gente è dal 90 che arriva, è dal 2011 che andiamo a prenderli via mare. Cosa vuole che di te? Chiudiamo che non arrivano altri più 5.000? Ma ce ne sono già 10 milioni dentro. Questo è il problema. È armati. Abbiamo visto anche a Merano qualche giorno fa. Grazie, grazie a voi. Raffaele Padrone.